Questa è la casa che ti ha visto nascere, crescere, no? Nascere me, nascere mia madre, è la casa di famiglia, è la casa del cuore. Qui ti sei sempre rifugiata nei momenti in cui volevi scappare da Roma per recuperare un minimo di tranquillità, di serenità, no? Questa è la casa. E la cosa più bella è che è rimasta la casa per me, per le sorelle e adesso anche per i nipotini. Che rapporto avevi con tua mamma? Dipendenza totale. Una persona straordinaria che tu conosci bene, che ha lasciato una traccia talmente forte che penso non ci sia ora della mia vita in cui non penso a qualcosa che mi abbia detto lei. Quando hai capito che questa doveva essere la strada da seguire nel tuo percorso politico, l'hai raccontato a lei? La politica? No, quando ti hanno detto dovrai candidarti in Calabria, l'hai raccontato a lei? Hai pensato un attimo e ti è venuta in mente la sua figura? No, ma io ci ho pensato, è ovvio, la cosa che più mi ha colpito è che tutti, quando l'hanno letto, hanno pensato però a lei. Tutti gli amici, tutte le persone che hanno conosciuto mia madre hanno pensato che fosse più una sua vittoria che la mia. Ma tu sei un'emotiva? Una sentimentale. Emotiva no? Emotiva no, sentimentale sì. Sei una, insomma, che si lega le cose al dito, nel senso che sei... No. In questo sono abbastanza, non dico fredda, però cerco di preservarmi, di difendermi. Quindi non vale la pena arrabbiarsi. Cioè sei una che perdona poi... Non vale la pena arrabbiarsi. No? No. Si sta male e basta. Senti, cosa ti ha dato la politica? Tutto, presumo, no? Beh, la politica mi ha consentito di fare nella vita un qualcosa, cioè io vengo pagata per esercitare una passione, penso che di più non si possa chiedere. Senti, hai conosciuto tanta gente, Sì. tante personalità nel mondo della politica, da ognuno di loro hai preso qualcosa? Nel cominciare a lavorare nelle strategie, nell'elaborazione proprio dei percorsi? Beh sì, certo. Credo che l'insegnamento di personalità che sono state... Poi io ho sempre vissuto un po' della idolatria delle persone, quindi ho sempre avuto dei fari da cui apprendere, da cui imparare delle cose e alcuni hanno lasciato delle tracce molto molto forti. Per esempio chi? Sicuramente per la politica nella prima infanzia Giacomo Mancini e poi a seguire una persona che mi ha dato tantissimo è stato Marcello Pera, più che sulla politica, proprio sul metodo, sul mio metodo di pensare. Ha continuato una formazione che era stata quella di mia madre, la logica, l'insegnamento della dialettica, che poi come un passaggio di testimone, quando ho conosciuto il professor Pera, ho iniziato a prendere da lui. E da Berlusconi che cosa? Il decisionismo? L'entusiasmo. L'entusiasmo, la capacità creativa, la forza sempre di pensare che c'è qualcosa da fare e l'umanità, la grandissima umanità. È una persona che crede nei rapporti umani e credo che questo sia una cosa che anche per me è fondamentale. Non riesco ad avere rapporti, come si dice, lavorativi. Devo instaurare dei rapporti umani e quindi è lui una persona estremamente empatica. Tu sei una persona che crede nell'amicizia o no? Sì, ci credo. Credo nell'amicizia, credo nei valori, credo nella famiglia, credo come dicevo, nei rapporti e ovviamente non è detto che sempre riescano, ma quando riescono sono delle cose meravigliose. La tua cosenza dell'infanzia te la porti sempre dentro o te l'hai cancellata? No, penso che nessuno lasci l'infanzia. L'infanzia è parte di noi, quindi sono le amicizie più storiche, sono i legami quasi di sangue, no, che hai costruito, sono i vissuti, sono quello che siamo. La politica ti ha regalato anche delusioni? Certo, beh, ovvio. È ovvio. Penso come tutte le cose, la politica, siccome alla fine è una di quelle cose in cui non basta il tuo impegno,
tu puoi mettercela tutta, ma non è detto che si riesca. E allora, perché dipende da un insieme di persone, e allora è ovvio che ci sono anche delusioni quando credi in qualcosa che poi non riesci a fare. Come te la sei immaginata questa avventura che stai vivendo? Te la sei immaginata proprio così? Non me la sono proprio immaginata. Ah no? No. È capitata, e quando è capitata, i primi tempi ho detto adesso che faccio, i primi giorni. Ho deciso per salvaguardarmi, di lasciare da una parte Iole con tutti i suoi pensieri, le sue cose, e poi dall'altra parte ci mettevamo la Santelli, che parlava. E a chi lo hai comunicato per primo? Forse a dei colleghi che erano con me, a Milano, dei colleghi amici che erano con me a Milano. Ma Cosenzo l'hai detto alle tue sorelle, penso? Alle mie sorelle, ma non erano molto contente. Non erano molto contente? Perché? Ti hanno detto ma chi te la fa fare? Sì, ho detto ma sei pazza. E tu per un attimo non hai riflettuto alla difficoltà, alla complessità di questo? Molto. La difficoltà e soprattutto il senso di inadeguatezza, perché poi alla fine davanti a ruoli così determinanti ti devi porre il tema se sei all'altezza di farlo. Io continuo a non credermi all'altezza di farlo da sola. Ah, non credi da sola? No, però penso che di avere a fianco e di avere la possibilità e la fortuna di essere circondata di una serie di persone che possono fare squadra e l'insieme di potercela fare. Senti, sei una decisionista tu? Sì. Sono indecisa su molte cose che ritengo non importanti. Sulle cose che sono importanti decido e basta. Quanto contano gli altri per te? Molto. Ti lasci influenzare? No. E allora Contano molto perché è importante il giudizio che la gente ha, perché viviamo in non su di me, sulle cose che si fanno. E credo molto nel confronto, credo che nessuno di noi abbia la verità e che quindi si arrivi ad una situazione corretta, una soluzione più giusta se ci si confronta, se si affinano le idee. Del giudizio non interessa a me, no, su di me. Senti, hai qualche hobby tu? Li cambio tanto, sono molto discontinua. Sì? Sì. Sicuramente, non so se è un hobby, sicuramente la lettura. Vabbè, È la fuga. Quella ti piace, quindi Sì, è la prediligi fuga. i romanzi, diciamo. No, di solito O la saggistica. preferisco la saggistica, però devo dire che da qualche mese che ho fatto pace con i romanzi. Ah, sì. Sì. Però mi piace molto la saggistica. Leggi di politica, strategia Sì. politica, di Un po' di politica tutto. internazionale, tutto Allora, ciò che ti una capita. volta sono entrata in questa libreria vicino a Montecitorio e io prendo tipo folle, infilo in una borsa. Questo mi ha guardato e mi fa: Alle gallerie no, Galleria era una Alberto libreria Sordi? proprio No? davanti a Piazza Montecitorio. Sì. Era molto bella, non c'è più. E mi ha colpito molto il commesso che mi ha guardato e mi ha detto: lei prende libri come Cicchitto. E siccome Fabrizio Cicchitto è una delle persone per me più colte e più serie che ho conosciuto, è una cosa che mi ha fatto molto piacere. Senti, c'è stato un momento in cui hai avuto quasi la nausea della politica? Sì. Sì? Sì. Gli ultimi anni in Parlamento è stata dura, non era il Parlamento che io avevo conosciuto. Io avevo conosciuto, forse è anche un problema anagrafico, ma io avevo conosciuto un Parlamento dove c'erano personalità veramente rilevanti che quando si alzavano in piedi facevano la differenza. Insomma, dobbiamo lavorarci sulla formazione politica. E quindi questo è un compito che spetta a chi fa politica, a chi occupa ruoli istituzionali, no? Certo, io come coordinatore del partito di Forza Italia cerco di lavorare moltissimo sui giovani, per esempio, ma spiegare che la politica non si improvvisa, si studia, si imparano delle cose, si guardano gli altri, ma soprattutto si studia. È uno degli strumenti, a mio parere, essenziali per fare politica è studiare la storia. Questa Calabria come la vedi? Con grandi possibilità. Allora, ti racconto questa. Abbiamo preso una persona che ci doveva aiutare sui social media. Questo ci ha detto da napoletano: ma fai una provocazione, mannaggia la Calabria. Poi ho detto in Calabria, ma noi calabresi siamo permalosi.
Allora, mannaggia la Calabria no, ma mannaggia i calabresi delle volte sì. Come faccio? Perché? Abbiamo tanto e non riusciamo ad utilizzarlo. E quindi hai già immaginato un percorso, una sorta di rivisitazione complessiva di più cose, più aspetti di questa terra, di questa... Beh, quando io giro la Calabria da 20 anni ormai, quindi faccio politica da 20 anni, e quindi quello che dico oggi non è ovviamente il risultato di un pensiero estemporaneo di un mese, è l'elaborazione che ho fatto negli anni, nel guardare una spiaggia o un borgo e dire ma questo potrebbe essere altro, nel guardare una città e dire ma perché non è così, e poi questa è la parte più bella per chi fa politica, quindi può conoscere nel trovare eccellenze che non ti aspetteresti mai. Quindi queste sono le cose su Noi dobbiamo lavorare. puntare. Allora io credo che noi dobbiamo innanzitutto cominciare a fare politica scegliendo, cioè non si può continuare a buttare a pioggia i soldi, bisogna stabilire quali sono gli asset strategici della Calabria. Per me sono sempre stati cultura e turismo, l'agricoltura, l'ambiente e l'innovazione tecnologica, i giovani, le grandi università, il patrimonio sono le grandi università. Noi dobbiamo investire su queste cose, poi lavorare contemporaneamente su esigenze, ovviamente servizi essenziali e tutto quello che serve, però serve una Calabria che inizi a progettare il futuro anche. Ma una Calabria anche dove necessita il lavoro. Ma il lavoro è il risultato di tutto questo. Il lavoro è, io lo ripeto spesso, un numero e spiega tutto. 300.000 disoccupati spiega che cos'è la Calabria. Che possono fare? Cominciamo a dire che non è che possono fare tutte le start-up, perché sennò ci vendiamo, o tutto il turismo, ma c'è una piccola impresa che può essere fatta. Pensi, direttore, che noi con il 40% della nostra spesa giornaliera è di acquisizione di prodotti che vengono fatti fuori dalla Calabria, di importazione. La Lombardia importa il 3%. Cioè noi la pasta in Calabria possiamo farla e di qualità, perché non la facciamo? Quindi anche dei percorsi che agevolino sia l'impresa, ma anche con studi e mercato reale che c'è. Sei una persona che, come dire, si innamora delle sue idee? Dipende, di solito no, perché mi piace confrontarmi, se mi fisso sì. Se mi fisso, sono Capricorno. Quella è. Sono calabrese e sono Capricorno, che devo fare? Quella è. Quella è. Senti, la Calabria è tutta un'area omogenea No. secondo te? No. No. La Calabria è un caldescopio, è fatto da 1000 identità. Noi abbiamo la fortuna, forse è stata una sfortuna nei secoli, di un'orografia particolare che ci consegna delle culture completamente separate e diverse. Queste diversità non sempre sono state sfruttate al meglio, Quindi ma per hanno te creato... sono un valore queste diversità? Sono il valore. Sono il valore. Il valore. Le identità calabresi sono il valore. Le 1000 identità calabresi. Cioè non si può, se io parlo nella Locride o parlo sul Tirreno Cosentino, io parlo ad un territorio completamente diverso. Certo, c'è un humus ovviamente identitario, comune, però sono culture diverse. Questo significa che noi se ne potremmo fare in Calabria forse centinaia di passaggi turistici. Possiamo mandare messaggi di tutti i generi, possiamo fare industria della cultura, del cinema, della musica. Chi ce l'ha le cose che abbiamo noi? Nessuno. Chilometri di spiaggia, 3 parchi naturali, bellissimi, ma delle cose, delle bellezze uniche. Ci prendiamo il caffè, Ci prendiamo il caffè, così mi racconti invece se tu avresti mai immaginato che un giorno ti avrebbero detto sei candidata alla presidenza della regione? No. 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 Ho sempre pensato a lavorare per la Calabria,
ma devo essere sincero, ho sempre pensato di lavorare da spalla, non in prima persona. No. Sono donna io. E quindi? Le donne hanno una vocazione quasi più da spalla che da protagonisti. Sì. O almeno, sì, le donne, le femmine poi è un'altra cosa. E quindi dici, vabbè, io posso collaborare, posso Sì. essere parte, sì, lo dico, Grazie. posso essere parte di una squadra. Sì, ho sempre pensato questo. Devo essere sincera, non avevo mai pensato a poterlo fare io personalmente. No. No. E però adesso le cose sono cambiate. Però a un certo punto arriva la situazione. L'altro giorno una mia amica ha scritto che il 10% è ciò che nella vita è ciò che ci accade e il 90% è come reagiamo a ciò che ci accade. Tu come reagisci? Assumendosi delle responsabilità. Cioè, ecco, la verità è che a un certo punto quando mi è stato proposto mi sono resa conto che dir di no avrebbe significato un atto di codardia da parte mia e forse di ipocrisia, perché non credevo realmente in quello che dicevo. Però il tuo sì non è stato preso bene, diciamo, da chi prima ha condiviso con te un percorso. Di necessità virtù. Senti, quando assumi una decisione e poi ti rendi conto che quella decisione magari si rivela non Torno esattamente indietro. come... Torno indietro. Sì. Quindi hai il... Sì. Non penso che non ha senso perseverare negli errori. Se ci si rende conto che la strada è sbagliata e non ci sono più possibilità, è giusto. Non penso che sia nemmeno una sensazione di umiltà, è una questione di praticità. Torni indietro perché vuoi evitare di perseverare negli errori. Ti piace l'arte? Sì, Preferisci la pittura, la scultura? dipende. Adesso è un periodo che sono follemente innamorata di Mito Rai. E sto cercando disperatamente di far comprare qualche statua a Berlusconi in maniera tale che almeno le posso vedere. Ma non ne costa un occhio Ma della testa. Berlusconi le può comprare. Lui si può comprare. Insomma. È un generoso, uno che poi Sì, è un generoso, Ma sì. con tutti o Con solo con tutti. chi? No, con tutti. Secondo te è stato tradito, è stato ingannato? Beh sì, Oppure beh sì, si è tanto, lasciato? tanto. Lui ha dato la possibilità a tante persone, fra cui me, di vivere una vita completamente diversa. A me ha consentito di fare politica liberamente in una terra difficile. Io ho avuto la fortuna di non dover scendere mai a compromessi e questo lo devo a lui, ma come a me tanti, ha dato tante opportunità. Penso che fra i tanti che ha aiutato non tutti siano stati, o insomma, molti non siano stati molti riconoscenti. Che rapporto hai con le promesse? Le mantieni? Sì, è difficile che le faccia però, No. non le faccio. E anche dice scusa mi aiuti, un posto di lavoro? No. Il costo della disillusione è pesantissimo. Puoi prendere un caffè? Mentre continuiamo questa nostra chiacchierata. E qual è l'esperienza più bella che hai maturato e che tieni dentro in questo percorso politico? Difficile. Forse quella che mi è rimasta più nel cuore te ne posso dire due. Sì. Una, i festeggiamenti diciamo, la commemorazione del decennale di Falcone al Ministero della Giustizia, che io ho voluto disperatamente fare al Ministero, non si era mai fatto, e figurava come nell'immaginario pubblico come un magistrato ucciso dalla mafia, e invece era il più alto funzionario dello Stato ucciso dalla mafia. Quello è stato un momento stupendo, non c'erano tracce ancora di Falcone al Ministero, e quando abbiamo aperto, io avevo fatto fare questo scudo greco, che adesso troneggia nel salone d'ingresso del Ministero. Quando l'abbiamo scoperto è stata un'emozione incredibile, un'altra emozione molto forte, quindi risale anche a tempi andati,
quando sono entrata per la prima volta nel teatro, nel nuovo teatro di Cetraro, che avevamo costruito con un buon sicurezza, e siamo venuti pure da lei a raccontare, e mi ricordavo il momento in cui col sindaco allora di Cetraro Aieta avevamo elaborato l'idea. Vederla realizzata è stato bello. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Per te un competitor è un avversario politico, non un nemico? Avversario. Un avversario. Quindi hai fatto anche una telefonata questa a Calle? Mi sembra una cosa, a parte che lo conosco da anni, quindi insomma è anche una questione di correttezza e di educazione. E credo che la politica debba recuperare correttezza ed educazione. Cosa ti manca in questo periodo? C'è qualcosa che ti manca, che avverti e senti proprio che... I miei genitori. Molto legata a loro. Sì. Cosa avrebbero detto oggi, per esempio? La mamma ti avrebbe sgridato sicuramente per qualche cosa, Tilo. Come avrebbe sgridato me, per come mi ero vestita, per come mi ero sistemata. Mio padre sarebbe stato sorridente a guardarmi. Ti avrebbe aiutato in questo percorso elettorale? Sì, mi hanno aiutato tanto. A loro devi la carriera che hai fatto? Sì, assolutamente. Penso alla sicurezza che mi hanno dato. Cioè, mi detto sempre, fai quello che vuoi, noi ci siamo. Senti, quanto sono importanti i compagni di viaggio in un'avventura politica? Molti, sono importantissimi. E tu ritieni di avere i migliori compagni di viaggio possibili? I migliori non lo so, di averli buoni. Di avere buoni, di avere gente attorno a me che pensa allo stesso modo, che ha le stesse inclinazioni, e quindi questa è una cosa importante. Ti fidi, insomma? Sì. Tu sembri che concede fiducia o no? Metà. Congedo la fiducia. Quando la congedo tutta. Magari ci impiego a concederla. Però poi alla fine penso che, insomma, cerco di circondarmi di persone che ritengo intelligenti, e quindi che abbiano lo stesso mio interesse a fare le cose. E quando poi intercetti delusione o qualche... Rottura. Non torni più indietro. Quindi carattere forte. Cioè posso anche ritornare indietro, nel senso di un conto sono i rapporti normali, eccetera. Però insomma, è difficile riconcedere totalmente fiducia quando si è rimasti delusi. La Iole degli anni del liceo è la stessa che oggi si candida alla presidenza del Regione? No, è più leggera questa. Quella era pesantissima. Era una secante tremenda. Quindi hai dovuto fare un percorso Al con te contrario, stessa? al contrario, di ringiovanimento. Senti, quando ti ritrovi da sola, guardi dentro te stesso questa lettura introspettica di te sulle cose che hai fatto, su come devi fare, oppure sei una impulsiva? No, sono una abbastanza introspettiva. Riflessiva, Sì. quindi rifletti, Sì, ci pensi, sì, prima sì. di assumere una decisione, Sì, ci penso. la ponderi bene, diciamo. Allora ci sono delle decisioni che hanno necessità di elaborazione, altre io lo chiamo la voce, cioè te lo dice il destino e quindi vai perché sei sicura. Tu sei cattolica? Sì? Credo. Vai a messa? No, credo, ti ho detto. E non vai a messa? Poco. E quando invece hai un momento di difficoltà personale, che fai? Ti aggrappi a qualcosa? No, su questo sono più razionale. Mi aggrappo molto agli affetti, questo sì. E poi
sono stata abituata a cavarmela da sola, quindi cerco di trovare in me stessa la forza. Hai attraversato momenti difficili? Sì. Sì. Vabbè, ma sono momenti che fortificano ed è giusto anche per cioè non sono... Ne sei uscita più forte di prima? C'era un libro bellissimo di Josephine Hart che si chiamava Il danno e diceva che le persone danneggiate sono persone pericolose perché sanno di poter sopravvivere. E io credo che tutti dentro di noi abbiamo la forza per affrontare situazioni difficili. Ci auguriamo noi di non dover trovare quella forza e alle persone a cui vogliamo bene di non doverci mai ricorrere, però ce l'abbiamo la forza. Cos'è per te la solitudine? No, non ho problemi con la solitudine. Riesci a vivere da sola, Sì, a stare sì. da sola? Io una volta mia nipote mi ha chiesto, zia, ma perché tu sei sola? E io ho detto, ma io sto sola, non sono sola. Cioè, la solitudine è una scelta, la mia, perché so che quando voglio ho delle persone intorno a cui ricorrere. Ti reputi una persona buona? Sì. Sì. Cioè, nel senso che ti commuovi quando vedi un film, una scena che ti tocca particolarmente? Sì. Buono nel senso che non penso che mi importa caratteriale, in parte educazione. Io non sono stata abituata, sono stata educata alla cultura del bello, del vedere gli altri avanzare ed essere contenta, di non odiare, aborrire l'invidia, la gelosia. Ma che rapporto hai Non con mi l'invidia, appartengono. per esempio? No, non mi appartiene. Non hai mai Sono invidiato? fortunata, non mi appartiene. Sono una persona che a me ho qualcosa di più bello, dico, ne godo anch'io, mi fa piacere. Hai mai avuto la sensazione di avere tante persone intorno per il ruolo che occupi? Non è scontato, decidi di fare i conti, impari a farci i conti. Ma riesci a distinguere poi, a percepire, a capire? Ripeto, c'è io e c'è la Santelli, e sono due cose diverse. Ma in quel caso è la Santelli che... La Santelli è quella che... No, la Santelli non gliene frega niente, mi sono fortunata, non mi piace il protagonismo, odio l'adorazione. Cioè, fosse per me camminare era sui muri, quindi cioè, su questo sono fortunata, ma io del carattere. E la città che ti ha dato i Natali, secondo te, che immagine ha di Iole Santelli? Non lo so, mi dicono spesso che sembro altezzosa e questo mi fa ridere perché io poi sono, insomma, forse sono timida un po', cioè, più che timida, riservata. Non sono una, cioè, sono una da feste, da giro, non lo so, ma perché non mi piace a me, non perché... Ma non vai alle feste, non partecipi a queste iniziative? Non tanto, ma non mi è mai piaciuto. Cioè non è un sacrificio, non... Quindi non ti senti un tipo altezzoso, un tipo No. arrogante? No, arrogante no. No. Arrogante proprio no. No. Riesci a stabilire contatti e rapporti con tutti? Oppure sei molto selettiva nei rapporti? Sono selettiva perché vado molto a empatia e quindi devo avvertire dall'altra parte una persona vera. Se avverto la falsità mi ritracco. Poi magari non lo è, però mi capita questo. Senti, qual è il momento bello che vivi e ogni volta che ci pensi magari ti viene il sorriso, ti brillano gli occhi? Quando ci sono i miei nipoti a casa. Quando ci sono tutti i miei nipoti a casa per me è il massimo. Senti, una scelta rimanere single? Sì, sì, è una scelta. Faccio la zia. Ho un rapporto molto peculiare con la libertà, che ritengo il bene più prezioso. Ma non ti pesa poi alla fine? No. Non Andare avanti negli anni non può rappresentare un... no? lo so. Poi vediamo. Al momento no. Senti, adesso hai questa responsabilità di rappresentare un progetto politico. In Calabria troppo spesso chi di volta in volta ha occupato il ruolo che tu adesso occupi
ha messo insieme una serie di, come dire, di passaggi quasi da libro dai sogni, con una serie di cose, farò, dirò, metterò questo, farò quell'altro. Tu che prometti alla gente? Che non ci saranno amici e amici degli amici, ma ci saranno i calabresi. Ma risponderai tu di questa Sì. cosa? Ti assumi tu la responsabilità? Assolutamente di sì. Allo spasimo, per quanto mi compete, il problema di questa terra è che si è sacrificato sempre l'interesse generale, l'interesse di uno o di due, non può andare avanti. Perché è sbagliato, perché quell'uno o quei due possono anche avvantaggiarsi di un sistema complessivo, però dobbiamo provarci. Io non dico che sia facile, io non ce l'ho di testa, però non credo che sia facile, però dobbiamo provarci, cioè quando si parla di merito, queste parole che sono diventate anche ripetitive quasi, no? In realtà si parla semplicemente di far fare alle persone le cose che sanno fare, semplicemente questo, che non è facile trovare l'incastro giusto, ma è un obbligo provarci. Se ti parlo di legalità, di magistratura, di, come dire, bisogno di pulizia, tutto ciò che ci siamo portati dietro anche in quest'ultimo scorcio di tempo? Due ambivalenti considerazioni. In uno io credo profondamente in una riforma della giustizia, perché non mi piacciono una serie di cose come vanno. Dall'altra parte ho bisogno in questa terra di diritti. Questa è la terra dei diritti negati, dei privilegi. Questa è una terra che ha bisogno di legalità. E poi, insomma, ho opinioni mie, ci sono secondo me delle persone che in questo momento ricoprono incarichi importanti, che possono dare in varie parti della magistratura, che possono dare veramente una svolta a questa terra. Hai mai sperimentato la paura? No. Neanche nei momenti più difficili? No. No. Io ho fatto il 41 bis in aula. L'ho portato io come governo, perché avevano paura. Però quando si fa il proprio dovere. Ma poi io penso una cosa, insomma, se parliamo di la criminalità, ma sono intelligenti, sanno che possono avvicinarsi. Non si avvicinano. Quindi si scelgono di volta in volta? Ma certo, lo sanno. Io non ho mai avuto, in 20 anni forse non contavo niente, quindi va bene così. Però io problemi non ne ho mai avuto. Bisogna però combattere ogni giorno, no? Bisogna liberare questa terra da È delicata, è difficile la questione, perché il problema è la zona grigia, è quello che non si vede, che non si percepisce. In un affastellamento di situazioni che io penso che siano pericolose, perché anche poi avanzare troppo nella lotta alla criminalità in senso, diciamo, di quasi di cultura del sospetto, rischia di essere un boomerang. Ma spesso distinguere ciò che è lecito da ciò che non lo è non è facile. Cos'è per te il rinnovamento? Un'altra strada. È cercare di imparare dagli errori fatti prima e non ripeterli. Semplicemente questo. Se prima molte persone, anche di buona volontà, hanno commesso degli errori, tu guardi a quelli e cerchi di non commetterli. Quindi chi gestisce, chi è responsabile di un progetto politico lo è in toto, quindi deve, come dire, vigilare su tutto. Beh, non è che, adesso non esageriamo, perché non è che siamo, l'unico perfetto è Dio, è il controllore di tutti, poi non mi piace nemmeno l'idea di non credo che ci sia una guida, che sia una guida assoluta. Io ripeto, credo molto al gioco di squadra, per questo quando mi dicevi dai fiducia, sì, do fiducia. Credo che però se ti accorgi che ci sono delle cose che non vanno, e non ti muovi per fare andare diversamente, lì è la colpa. Senti, cosa ti ha insegnato la malattia? Il tempo, il valore del tempo.
il valore del tempo. Diamo per scontato una serie di cose che non lo sono. Poter fare una passeggiata di 2 chilometri per ciascuno è una cosa, uno sport. Io camminavo molto, poi ci sono arrivato un momento in cui non potevo camminare, avevo difficoltà. E quindi apprezzi una serie di piccoli gesti a cui non dai di solito rilevanza e invece ritornano ad essere rilevanti. Anzi, prendono rilevanza. Quindi lo sguardo verso la vita è completamente diverso. È come se si squarciasse un muro. Come se si squarciasse un muro. A un certo punto ti rendi conto che hai dato per scontato tanto e lo diamo sempre per scontato e così scontato non è. E invece sono piccole grandi battaglie che si compiono. Quanto sei cresciuta dopo questa esperienza? Dal punto di vista emozionale, dal punto di vista della maturità? Per me è arrivata a seguito proprio dopo la morte dei miei genitori, che è stata a distanza di 2 anni l'uno dall'altro, poi è arrivata la malattia, quindi è stato un periodo molto, diciamo, intenso, pesante. E non lo so se sono cresciuta, sono cambiata nel senso che già non mi arrabbiavo, mi arrabbio ancora di meno. Già cercavo di pensare, di prendermi tutte le cose piccole, di gioire delle piccole cose, adesso lo faccio ancora di più. E ho imparato soprattutto il valore dell'umanità. Io mi sono curata per un periodo a Roma, lo dico, un parlamentare in un'assicurazione, quindi il pagamento in una struttura meravigliosa, e poi ho scelto invece di venire a farlo in Calabria, perché qui ho trovato l'umanità che ti chiama per nome, e chiama non per nome me, chiama per nome tutti, condividere delle storie, parlare con la persona che ti è a fianco, di che cosa si prepara per Natale. Quindi capisci bene, sai bene che attenzione c'è da parte dei calabresi sul sistema sanitario. Certo. Siccome va necessariamente Certo. rivisitato. E questo è difficile seriamente, però questa è una di quelle cose in cui se contano i calabresi e non gli amici vale. Bisogna ristrutturare il sistema innanzitutto, perché in questo momento è il sistema che non funziona e non è un problema di soldi, dobbiamo dirlo chiaramente, perché noi possiamo continuare a buttare anche 10 volte le stesse cifre e avremo sempre un colabrodo, ma va ristrutturato, va compreso. Non si può dire in ogni posto che noi riapriremo gli ospedali, non è possibile, perché non si possono gestire ospedali di livello vero ovunque, però bisogna capire come raggiungere chiunque abbia bisogno, che è una cosa diversa. Hai un'amica del cuore? Sì. Una o più di una? Ne ho più di una, ce n'è una che ritengo più vicina, anche se lontana. È il tuo punto di riferimento quando hai qualcosa, racconti a lei? Il mio grillo parlante. Sicuramente avrà. Guarda, no, la confidente, per chi ha 2 sorelle è difficile avere la confidente, cioè alla fine la confidente sono le sorelle. Però ne ho una che è proprio il grillo parlante, ti dice le cose belle dritte. E quando gli hai comunicato? Arrabbiatissimo. Poi però mi ha detto se vuoi vengo. Senti, c'è un'attrice che ti piace, alla quale magari, non so, ti piacerebbe assomigliare per come si rappresenta in video, come si muove, per come agisce? Quelle più lontane da me. E mi piace, io adoro Michelle Pfeiffer e non c'entro niente. Però Michelle Pfeiffer la trovo straordinaria. Questa zona d'Italia vive da anni situazioni di grande emergenza, è un'emergenza continua questa terra. C'è speranza per i calabresi? Allora, vive l'emergenza, fa diventare spesso i problemi emergenze, perché non si affrontano prima. Il dramma è che viene affogata dall'emergenza.
Cioè è come se consumasse tutte le sue forze solo sul gestire situazioni straordinarie che poi non portano nemmeno a Cioè risoluzione. rincorrere le emergenze, diciamo. E Tamponare invece le emergenze. secondo me vanno tenute in parallelo le due strade. Vanno tenute in parallelo le due strade. Una è quella dell'emergenza, che si deve affrontare quotidianamente, l'altra è quella del futuro. Senti, c'è una parola a cui sei affezionata? Una parola che ti piace sentire, che ti evoca chissà che cosa, insomma, che ti scuote emotivamente? Calabria, no. Captazio per le valenze, no. Forse passione.